virus è una bestia, i nuovi indicatori non sono buoni. Nella sua ultima conferenza quotidiana Zaia lancia l'ennesimo appello ai veneti: usate le mascherine, no alle strette di mano. Il PIL del Veneto è destinato a crollare nel 2020 e a fare peggio della media nazionale già attestata sul 9,2%, a confermarlo i vertici di Banca Italia. Accuse di molestia ad una ricercatrice. Il CDA della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata revoca la nomina del professor Pierpaolo Pandolfi a direttore scientifico del VIM. Nuovo colpo di scena nella vicenda infinita degli strascichi elettorali del 2018. Un coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, decade da parlamentare. Al suo posto il leghista Giuseppe Pollin di Possagno. Attese più di 500 persone domani a Masere per i funerali di Vittoria De Paoli, la 14enne morta sabato notte a Farra di Soligo. Il ragazzo è gravissimo. Ancora una tragedia della strada, ancora a Masera stamane la morte di una 69enne, rabbia dei testimoni per le tante auto che non si sono fermate a soccorrere la vittima. Da Padova, capitale del volontariato 2020, arrivano iniziative per sostenere le famiglie bisognose. 9 street artist e writers hanno scelto di aderire alla raccolta fondi per Padova. Noi ci siamo. Ben ritrovati, buonasera. L'informazione regionale di Antenna 3 parte come sempre con la conta dei numeri. Andiamo a vedere subito la tabella dell'azienda Zero che ci racconta, fotografa il movimento del coronavirus, quindi della pandemia nelle ultime 12 ore. Ci sono 7 nuovi casi in Veneto, 4 sono stati riscontrati nel Padovano, escluso ovviamente il cluster dei domiciliati di Vo, un caso nel Veronese e un caso nel Vicentino. Salgono a 19.286 dunque i contagiati da Covid e i casi attualmente positivi a 462. Sono 16.812 invece le persone guarite, mentre in tutto il Veneto i soggetti in isolamento domiciliare sono 746. Fortunatamente non ci sono stati decessi nemmeno nelle ultime 12 ore, come peraltro sta accadendo da qualche giorno a questa parte, però il numero dei contagiati è salito rispetto a ieri che c'era un solo contagiato in più, invece oggi appunto parliamo di 7 nuovi casi in tutta la regione ed è dedicato proprio a questo il messaggio dell'ultima conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che chiarisce: attenzione, questo virus è una bestia, non abbassiamo la guardia, continuiamo ad utilizzare le mascherine e niente strette di mano. Ascoltiamolo. 5 ricoverati, 35 in isolamento, 8 positivi in più. Si tratta di un'anziana in una casa di riposo di Cordignano con un focolaio attivo, una coppia di anziani di Selvazzano nel Padovano, mamma di 24 anni e figlio di 3 mesi, stranieri residenti a Vicenza, un 39enne padovano, un bergamasco di 72 anni. Il bollettino odierno scatena la reazione del presidente Zaia nel suo ultimo appuntamento quotidiano dalla sede della Protezione Civile. La sanità del Veneto ha consegnato un Veneto pressoché in ordine dopo 3 mesi di lockdown, di attività, di terapie intensive, di malattie infettive, di terapie subintensive. Cioè il mondo della sanità del Veneto ha riconsegnato la macchina tagliandata ai veneti. Io non ho nulla contro i comportamenti umani, ma ce l'ho nei confronti dei quali non rispettano neanche le minime regole, no? Sappiate che questi indicatori per me non sono buoni. Il virus non è sparito, ribadisce Zaia. Siamo davanti a una bestia terribile. Questo virus è terribile. Io vi faccio sempre il solito logoro esempio di Venezia. Abbiamo avuto Vo, abbiamo avuto Dolo, abbiamo avuto Limena, ve le dico in successione ai focolai iniziali. Poi è arrivato Venezia, tutti abbiamo detto, a questo punto Venezia farà una strage, e se n'è andato senza neanche disturbare da Venezia, praticamente. Quindi è un virus che ha dei comportamenti incomprensibili. Dalla Cina ci arriva la notizia, dai paesi asiatici, adesso esattamente non so quale sia la località, che c'è una nuova formula, una variante del virus del pipistrello che dà sindrome influenzale nel maiale, che potrebbe essere un ospite intermedio a questo punto, che anche questa potrebbe essere trasmissibile all'uomo. Voi capite che qua c'è poco da scherzare. Quindi inauguriamo questa nuova fase dove ognuno di noi deciderà se vuole andare allo schianto o cercare di salvare la propria vita e quella degli altri cittadini. Per questo il Presidente si appella ancora una volta ai cittadini. Io dico semplicemente con l'obbligo dell'obiettività, di non diffondere allarmismi, perché in questa condizione epidemiologica non è il caso di diffondere allarmismi, però di dire ai cittadini fate attenzione.
vedo che si rinizia a stringere le mani, evitatelo, si rinizia a stringere le mani in un paese nel quale il contatto fisico è fondamentale, evitatelo, continuate a disinfettarvi le mani. Voglio anche ricordarvi che il virus, almeno ce l'hanno detto questo, no? Vive anche sulle superfici, la mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti e poi ovviamente il distanziamento sociale. E attenzione perché dopo 2 settimane torna un caso positivo all'ospedale di Schiavonia. Una donna si è presentata con la febbre e non è stata ricoverata. Una donna di origini cinesi che vive nell'Alta Padovana e che si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Madre Teresa di Schiavonia è risultata positiva al Covid-19. Aveva una leggera febbre e ha dichiarato di essere stata in contatto con un malato di coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo che ha fatto isolare la donna in un'area Covid dove le sono stati fatti il tampone e il test serologico, risultati entrambi positivi. Era da 2 settimane che non si registrava un caso di positività a Schiavonia, tuttavia le sue condizioni non erano tali da richiedere il ricovero e così la donna è stata posta in isolamento domiciliare a casa. Ora l'ULSS 6 ricostruirà i contatti della donna che ha deciso di presentarsi in ospedale dopo aver avuto un passaggio in auto da un uomo poi risultato positivo circa una settimana fa. La paziente vive nell'Alta Padovana e lavora in una fabbrica della provincia di Vicenza. Tutti negativi al Covid-19 invece nella casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta. Ospiti e personale sono risultati negativi ai test e quindi già dalle prossime ore riprenderanno le visite dei parenti che erano state sospese per precauzione in attesa dell'esito dei test sui 53 anziani e sul personale dell'istituto. Ricordate lo studio dell'Università di Padova sulla popolazione di voci? Sono i primi risultati dei 2 giri di tamponi che sono stati effettuati sulla popolazione ed ha rivelato che più del 40% delle infezioni da Covid-19 sono state asintomatiche. La ricerca è firmata dal professor Andrea Crisanti, è stata pubblicata sulla rivista Nature. La ricerca dimostrerebbe come non si rilevano differenze significative nella carica virale tra i malati di Covid sintomatici e quelli asintomatici, quindi, affermano gli autori, potenzialmente anche le infezioni asintomatiche o paucisintomatiche potrebbero contribuire alla trasmissione del virus. E oggi, durante l'ultima conferenza stampa del governatore, è stato dato uno spazio molto importante al tema del trapianto della cornea, perché c'è una banca in Veneto che ha davvero delle punte di eccellenza, ma anche perché anche in questo caso, per quanto riguarda il Covid, sono state fatte delle scoperte molto importanti. Il virus, quando è presente nel nasofaringe, è presente qualche volta anche all'interno dell'occhio della persona. Noi, nei tessuti dove abbiamo trovato l'RNA del virus, quindi una traccia inequivocabile che il virus era passato di lì, non siamo riusciti da questi tessuti a ricavare un virus infettante. Questa è un'informazione molto utile dal punto di vista infettivologico ed epidemiologico. Il Covid-19 si insinua anche nei tessuti oculari, ma pare che non abbia capacità infettanti. Lo ha potuto appurare l'equipe regionale che si occupa di selezionare e analizzare i tessuti che sono donati per il trapianto della cornea. La scoperta grazie anche al contributo dell'Università di Padova. Ora sarà condivisa con il Comitato Tecnico Scientifico. Il Veneto è la regione dalla quale arriva, insieme al Friuli Venezia Giulia, il numero più alto di donatori di tutta Italia. A causa del Covid questo numero ha visto un crollo importante, ma quando dal 21 aprile scorso i trapianti sono ripartiti tra i donatori, lo 0,6% è stato trovato positivo al Covid. 4 donatori erano asintomatici e nei loro tessuti oculari sono state trovate tracce di virus. In Veneto, essendoci grande sensibilità nei confronti della donazione, quasi tutte le famiglie acconsentono all'utilizzo di questi tessuti per attività di ricerca. Grazie a questo siamo riusciti a eseguire questi studi, quindi con questo importante assenso sostegno delle famiglie, e a trovare queste informazioni relative alla presenza del virus nella cornea. Il trapianto di cornea eseguito in modo moderno e professionale si può fare senza ricorrere all'anestesia generale e quindi senza coinvolgimento della terapia intensiva.
Pagina economica, il PIL del Veneto è destinato a crollare nel 2020, a fare peggio della media nazionale già attestata al 9,2%. È il rapporto di Banca Italia, sentite. Rispetto al dato medio nazionale ci attendiamo una situazione che potrebbe anche essere peggiore. Più che una ipotesi, una certezza, il PIL del Veneto nel 2020 avrà un crollo se possibile maggiore di quello medio italiano, a dirlo i vertici regionali di Banca Italia, che però non si sbilanciano su possibili cifre. Di certo si parte dal meno 9,2% stimato per l'intero paese, da lì a scendere. Il perché del tonfo veneto sta nella conformazione dell'economia regionale. Una parte è l'entità proprio dovuta al blocco delle attività in termini di valore aggiunto, che è superiore al dato medio. Abbiamo poi un altro elemento che è l'intensità della crisi per quanto riguarda il mercato del lavoro, che colpisce il Veneto, e poi il peso che in Veneto ha il turismo, e in particolar modo il turismo, di provenienza straniera. E se queste sono le previsioni, altrettanto amaro è il presente. Cartina di tornasole il dato del credito al consumo. Il credito al consumo è risultato pari ad un quinto di quello che c'era in precedenza, quindi c'è stato proprio un tracollo connesso al fatto che non era più possibile ovviamente chiedere credito connesso all'acquisto di autovetture oppure anche al credito personale. Ma se le famiglie sono in difficoltà, le casse pubbliche non se la passano meglio. Per i comuni veneti si stima che la perdita di gettito già determinata tra marzo e maggio, quindi quella certa, ammonterebbe a circa 205 milioni. 84 milioni relativi alle entrate tributarie e 121 relativi all'extratributarie. In attesa che la locomotiva d'Italia dia segni di ripresa, resta la consolazione di una sanità che funziona. Il modello veneto ha fatto la differenza con più posti letto di terapia intensiva, ma anche con l'assistenza domiciliare. Il ricorso all'assistenza domiciliare era pari in Veneto a 1.342 anziani, ogni 10.000 anziani in Veneto sono curati a domicilio rispetto alla media nazionale che sono 644, cioè meno della metà nelle RSO. Caso Pandolfi, il Consiglio di amministrazione della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata ha deciso all'unanimità la revoca della nomina del professor Pierpaolo Pandolfi, direttore scientifico del VIM. La notizia è arrivata oggi. Pierpaolo Pandolfi non sarà il prossimo direttore scientifico del VIM di Padova, il prestigioso istituto di ricerca di medicina molecolare. Il consiglio di amministrazione della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, infatti, ha deciso all'unanimità di revocare la nomina. Pandolfi, genetista italiano di fama mondiale, avrebbe dovuto raggiungere Padova da Harvard, dove però è stato accusato di molestie da una ricercatrice del suo laboratorio. La notizia aveva spinto il direttore scientifico uscente Luca Scorrano e il Comitato Scientifico Internazionale del VIM alle dimissioni di massa. La decisione di revocare l'incarico a Pandolfi è stata assunta con profondo rammarico, fa sapere la Fondazione, ma pur tuttavia si rende necessaria dopo aver appreso la vicenda nella quale il professor Pandolfi è stato coinvolto, di cui la Fondazione non era stata informata. Francesco Pagano, presidente della Fondazione, aveva confermato la nomina di Pandolfi, ma oggi il CDA ha fatto marcia indietro. Soddisfatto della decisione unanime presa dal Consiglio di amministrazione anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, una decisione che riafferma ancora una volta, dice, l'importanza di etica e rispetto per le donne. La Fondazione procederà al più presto alla nomina del nuovo direttore scientifico del VIM, allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca. Colpo di scena a Montecitorio, Luca De Carlo decaduto dall'incarico di parlamentare. La notizia shock è arrivata oggi insieme all'esito del ricorso che a più di 2 anni dalle elezioni politiche esclude l'onorevole Bellunese di Fratelli d'Italia dalla Camera dei Deputati. Attoniti i colleghi di partito alla notizia. Un riconteggio alla Camera di fatto esclude un seggio a Fratelli d'Italia. Quel seggio è il mio perché io sono il 19esimo eletto su 19 nel plurinominale e quindi vengo penalizzato. Quello che resta, grande rammarico, è che una cosa come questa venga scoperta dopo 2 anni e mezzo. Neppure il tempo di ripiegare il tricolore al termine del raduno annuale di Riva Destra in piazza Montecitorio. Luca De Carlo da oggi non è più parlamentare della Repubblica Italiana. La doccia gelata è arrivata nella tarda mattinata quando è stato reso noto il riconteggio dei voti nel collegio Veneto 1. È inumano quello che mi è accaduto, se si somma poi al fatto
che io l'ho già vissuto una volta, quindi conoscevo anche la condizione in cui si vive. Oggi è stata come una ricaduta a cui non ero assolutamente preparato, ma che oggi mi vede un po' in difficoltà. Il deputato bellunese di Fratelli d'Italia deve lasciare quel seggio conquistato in maniera rocambolesca ufficialmente il 20 marzo 2018, 16 giorni dopo le elezioni, per le peripezie del Rosatellum che comportarono ricorsi, errori e riconteggi. Attoniti i colleghi di partito, De Carlo ha deciso di non presentare alcun ricorso. Nel pieno rispetto delle istituzioni entra chi ha diritto di entrare, dice. Nella fattispecie il seggio attribuito a Fratelli d'Italia va a Giuseppe Paolin della Lega, trevigiano di Possagno, che 2 anni e mezzo fa fu onorevole per 4 giorni, vittima pure lui della regola dei migliori resti che premiò Luca De Carlo. So che la politica è questo, è precarietà, uno non è attaccato al ruolo, alla poltrona. Cercherò di rendermi utile con lo stesso entusiasmo che ho avuto fino adesso. Non è facile, perché sarei un bugiardo se vi dicessi che oggi le mie condizioni sono quelle di una persona che non è in sofferenza, però ne prendo atto e cerco di guardare al domani con un po' di fiducia. Cambiamo decisamente argomento, andiamo nel Trevigiano, perché domani per i funerali di Vittoria De Paoli sono attese più di 400 persone, per questo sono stati aperti gli impianti sportivi di Crespignaga. Siamo a Maser, la città, il comune dove viveva Vittoria. Intanto il ragazzo alla guida dello scooter è ancora ricoverato in condizioni gravissime. Noi abbiamo previsto 490 posti a sedere nel campo sportivo all'interno, quindi contingentato l'ingresso, però poi all'esterno c'è anche un campo di erba con manto erboso dove la gente anche può sostare, sempre mantenendo il metro di distanza. Uno spazio aperto al confine con il cielo per dare la possibilità a tutti di dare l'ultimo saluto a Vittoria. Sono attese più di 500 persone, un servizio d'ordine con i volontari delle parrocchie e della protezione civile è già stato predisposto. La strada adiacente agli impianti sportivi di Crespignaga domani alle 18 sarà chiusa. La famiglia sconvolta dal dolore ha chiesto una funzione semplice per il loro giovane Angelo. I compagni di classe hanno già espresso il desiderio di prendere parola. So che la scuola, il Levi, ha organizzato qualcosa per ricordare la loro compagna di studi Vittoria, e poi ovviamente ci saranno anche gli amici. Potrebbero voler parlare anche le sorelle della ragazza, le gemelle Rebecca e Carolina, le 2 giovani che stanno dimostrando una forza incredibile nel sostenere papà Moreno e mamma Paola, come ci racconta lo zio di Vittoria. Un dolore impossibile da affrontare senza chiedere aiuto ad un professionista, soprattutto ora che a distanza di 2 giorni lo shock della notizia ha lasciato il passo alla realizzazione della perdita, di quell'assenza che la scomparsa di Vittoria ha lasciato nelle loro vite. Hanno una disperazione grande, un dolore veramente inspiegabile e incomparabile. E sono da capire, ecco. In questo momento c'è solo il posto per il dolore, ecco. I giudizi li faremo dopo poi. Rimane quell'istantanea terribile della Vespa ancora a terra pochi minuti dopo lo schianto, che porta con sé il racconto di quanto si sia cercato di fare per salvare dalla morte la giovane ragazza. La scarpa bianca di Vittoria sull'asfalto, guanti e mascherine dei soccorritori. E intanto la speranza per il giovane amico che era con lei e il dolore di un'altra famiglia che ora sta pregando per il figlio ancora in coma. La paura di medici e infermieri è che il ragazzo possa aver riportato lesioni permanenti. Parallelamente corre il nodo della giustizia. L'inchiesta aperta per omicidio stradale della Procura dei minori di Venezia sarà necessaria per fare luce sulla dinamica dell'incidente. Ancora una tragedia della strada, ancora a Masere. È venuta a mancare questa mattina una 69enne di Cairano San Marco e la rabbia dei testimoni che hanno visto molte auto passare ma nessuna fermarsi. Io ero alla cassa con una cliente che stavo parlando e ho visto questa macchina che piano piano si è accasciata proprio sull'argine. Pochi secondi e lo schianto dopo che l'auto era uscita di strada. Ore 10:15, via Mattei, in una Maser che in queste ore continua a piangere la morte di Vittoria De Paoli, un'altra tragedia colpisce il paese. Stavolta però è un dramma che rompe in 2 comunità. Alla guida della vettura diventata una tomba, infatti, c'era Maria Grazia Marcon, 69enne di Cairano San Marco e conosciutissima nel suo paese. Date le testimonianze, come quella della signora Quagliotto che gestisce un salone di bellezza vicino alla strada,
C'è probabilmente un malore all'origine della fatale sterzata. Non sarebbe spiegabile altrimenti la manovra che ha fatto uscire di carreggiata l'auto della donna. Sono stati momenti drammatici. E ho chiesto ai miei ragazzi, ho urlato di andare a soccorrere perché vedevo un sacco di macchine passare e nessuno si fermava. E allora Alessandro e Emanuela sono corsi perché io sono terrorizzata dal sangue. E fatalità, avevamo una cliente sotto un servizio tecnico che è infermiera in cardiologia a Castelfranco, quindi è soccorsa anche lei e con lei naturalmente, con tutte le precauzioni, hanno tirato fuori la signora, ma era già, ci dispiace tantissimo perché volevamo essere i salvatori oggi di questa signora, ma... Nel frattempo era già stato chiamato il SUEM sul posto poco dopo con i vigili del fuoco e la polizia locale. Rilievi affidati alle forze dell'ordine, mentre la notizia in poco tempo è rimbalzata da Maser a Cairano San Marco, gettando nella disperazione la famiglia di Maria Grazia, a partire dal marito Giancarlo Pontini, storico titolare dell'omonima azienda di design della moda, in particolare della scarpa, vanto del distretto della calzatura trevigiana e molto attivo nel sociale. La moglie era sempre con lui, una coppia affiatata, ricorda addolorato Gianni Precoma, sindaco di Cairano, che raccoglie il cordoglio dell'intera comunità per la tragica fine della donna. A Maser intanto, chi ha assistito alla tragedia, oltre allo shock, ribadisce la rabbia per quanto ha visto nei momenti successivi al dramma. Quello che mi ha deluso è che saranno passate 30-40 macchine, non lo so, nessuno si è fermato. Andiamo a Padova adesso, con la campagna Per Padova Noi Ci Siamo. Nel Padovano sono state aiutate più di 15.000 famiglie con numeri impressionanti, 330 donatori, 1.670 volontari. Adesso la raccolta fondi continua, questa volta smuovendo il mondo dell'arte. La gente anche che dona è un po' meno, perché un po' ha cominciato a pensare che le cose in qualche modo si sono risolte, invece non si sono risolte per niente. Quindi continuiamo, noi abbiamo finito questa anche campagna, come dire, di raccolta fondi, che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, però l'emergenza continua. Le riaperture, la ripresa delle attività, il calo dei contagi, i mesi di lockdown e della paura sembrano lontani, ma gli strascichi dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus continuano a farsi sentire sul tessuto economico e sociale del nostro territorio. Le donazioni sono calate, al momento si è arrivati a oltre 62.000 euro raccolti dal centro servizio volontariato, ma i nuovi poveri continuano ad avere bisogno. Si stima che anche nel mese di luglio le richieste di spese varino da 120 a 160 settimana, senza considerare poi le esigenze legate al periodo, come ad esempio la necessità di mandare i figli ai centri estivi per le famiglie con lavoro precario. E poi sono ancora centinaia le persone che hanno perso il lavoro e si rivolgono alla Caritas per ricevere aiuto. Le misure che sono state messe in campo la cassa integrazione non stanno facendo esplodere il problema, bisogna capire poi l'autunno cosa succederà, quali saranno le conseguenze. Chiaro che oltre che una questione economica c'è soprattutto una povertà relazionale. Vediamo che se le persone sono costrette a venire alla Caritas vuol dire che sono proprio povere di legami sociali. Quindi oltre agli aiuti economici che sono fondamentali, essenziali, bisogna che impariamo tutti come società a curare molto di più le relazioni. Da Padova, capitale del volontariato 2020, arrivano così iniziative per sostenere le famiglie bisognose. 9 street artist e writers padovani hanno scelto di aderire al progetto Per Padova Noi Ci Siamo, nato da Caritas e Centro Servizi Volontariato nei mesi dell'emergenza sanitaria. Nasce così Segni dalla strada per correre insieme. Ciascuno dei 9 artisti locali ha realizzato un'opera unica e originale con l'obiettivo di sostenere attraverso la raccolta fondi dedicata all'acquisto di spese di generi di prima necessità e aiutare almeno 450 famiglie che soffrono un disagio socio-economico. Ogni opera sarà autografata da ciascun artista e stampata in 50 copie che sarà possibile aggiudicarsi con una donazione di almeno 100 euro. Più donazioni si riuscirà a raccogliere, più persone saranno aiutate. Continuate a mandare le immagini dei vostri bambini utilizzando il telefonino cellulare per raccontarci come stanno vivendo questa fase, come trascorrono il tempo. Allora potete inviare al 351 17 55 340 i video dei vostri bambini, storie, giochi e passatempi che potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Ed è tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto. Dopo di noi arriva quello del Veneziano. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.
Benvenuti al Meteo. Il mese di luglio si apre con la pressione che cede lievemente e dunque con qualche fenomeno sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole al mattino con cielo sereno o al massimo velato. Col passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi dove avranno luogo anche dei temporali, localmente in discesa fin sulle alte pianure, più probabili però su quelle occidentali. Temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, valori massimi invece tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo e ampio soleggiamento anche qui, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche rovescio nelle ore pomeridiane sui monti. Temperature minime fino a 24 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni iniziali di stabilità con tanto sole, poi andrà via via peggiorando con precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime sui 19 gradi, massime invece fino a 31. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.